Una continuazione di collaborazione che abbiamo già iniziato qui in Veneto, assolutamente positiva. Tra l'altro, per mia esperienza professionale, la collaborazione con i consulenti del lavoro nasce da tempo, anche in direzione generale con il Consiglio dell'Ordine, quindi è assolutamente un momento positivo e costruttivo. Perché è importante parlare di etica, di deontologia e di rapporti professionali? Ma è importante parlarne perché è alla base dell'attività lavorativa, dell'attività professionale dei consulenti, ma anche del comportamento delle pubbliche amministrazioni, quindi dell'INPS. È importante parlarne perché dobbiamo essere tutti consapevoli che dobbiamo seguire un percorso etico, un percorso di correttezza, e che la legalità è il rispetto delle norme, ma che presuppone un comportamento di coerenza e di correttezza nei rapporti e nelle relazioni. Infatti, da questo punto di vista, le relazioni che sono esistenti tra INPS Veneto e tra i consulenti a Venezia e non solo consentono appunto di continuare questo lavoro comune e di poter migliorare anche nell'analisi delle criticità, dei problemi che ci sono, ma per risolverli.